Allora, ritornando un po' qui a noi, quindi i prossimi step, innanzitutto però proprio per spiegare questa maggiore, questa piccolissima apertura per la quale Bertolisi ha manifestato anche una certa soddisfazione, l'avvocato della Regione del Veneto, perché darebbe uno spazio a forme maggiori di autonomia, quindi un piccolo contentino lo darebbe, bisogna lavorarci sopra, vedere come, in che termini, eccetera. Il prossimo step vostro però non è demordere, perché dai messaggi che arrivano ai telespettatori non è chiaro ancora, non si può fare questo referendum, però si può ripresentare il tutto in formula diversa, in formula da studiare, come in modo che non sia Sì, un'altra risposta negativa, quindi c'è da lavorarci bene sopra. facciamo una premessa, dottoressa Cognito. Io credo innanzitutto che sia patrimonio di conoscenza di chi segue questa materia di un fatto, che non sono le corti costituzionali o i tribunali costituzionali, come nel caso spagnolo, che devono decidere al posto della gente, dei popoli. Deve essere un fatto politico, deve essere un fatto politico. La Catalogna, a mio parere, sta interpretando in modo straordinariamente corretto proprio questa visione. Rispetta per quello che è possibile rispettare le decisioni del Parlamento e del governo di Madrid, ma anche continua a ribadire che la sua è una scelta di democrazia, di consultazione dei cittadini, perché se i cittadini lo vogliono, se la maggioranza di una realtà che, come nel caso del Veneto, si è aggregata all'Italia 5 anni dopo che l'Italia è nata, perché impedire di fare quello che addirittura... Cioè, se siamo entrati in Italia grazie ad una consultazione, perché non possiamo avere oggi la stessa domanda al contrario? Ma dove è scritto? È un 11° comandamento questo? È una cosa che vale per l'eternità? No. Quindi la democrazia viene prima della diplomazia, viene prima dei confini, la partecipazione. Per questo motivo noi riteniamo, come fa bene Artur Mas in Catalogna, e siamo dalla sua parte, anzi noi diciamo che bisogna, siccome è un atto politico e non un atto delle corti, io credo che Zaia, che a volte ha detto che lui è per l'autonomia, perché nel suo programma di governo io ho scelto l'autonomia, almeno in questo senso è stato corretto, però quando gli passa davanti un microfono dice se si potesse votare per l'indipendenza voterei. Calma, tu sei il presidente della regione, sei tu che devi guidare la macchina, non puoi dire se qualcuno me la guida allora io vado che so a Cortina, calma. E quindi, per esempio, se volesse veramente fare qualcosa di utile, oltre a intraprendere un'azione politica per coinvolgere i cittadini, farebbe per esempio relazioni internazionali possibili, chiamando per esempio qua, o andando lui, i 2 leader delle realtà europee che sono più avanti sul tema. Artur Mas della Catalogna, non l'ho mai visto in Veneto invitato da Zaia, mai. Né lui è stato invitato in Catalogna, perché evidentemente sanno che non è un indipendentista. Quindi lo sanno, lo hanno detto benissimo, anzi Artur Mas quando è venuto a Milano a vedere la partita Barcellona-Milan ha detto che lui con la Lega, proprio la Lega è un'altra realtà, non c'entra nulla, la Lega sta lavorando per un governo italiano, Artur Mas sta lavorando non per il governo di Madrid ma per quello di Barcellona, quindi tra Zaia e Artur Mas non c'è nessun collegamento, invece questo è una perdita in termini di dialettica, di confronto. Quanto sarebbe interessante se innesca un dibattito, una partecipazione dei cittadini, un'informazione. Abbiamo visto dei messaggi, la gente ancora non ha capito se si può o non si può votare, perché non c'è comunicazione, perché il tema non è vissuto politicamente, se non da una minoranza che rappresentiamo noi, evidentemente, ma che siamo intenzionati a rilanciare. Ma forse è un tema anche pericoloso per la politica di uno Stato, quindi non è pericoloso anche con ripercussioni anche di carattere economico, oltre che di equilibrio anche europeo, perché poi mettiamola non c'è alcun dubbio, però tenga presente che è più attenta e aperta l'Europa che l'Italia. Più volte ho richiamato il fatto dai miei contatti con le istituzioni dell'Unione Europea che la diplomazia europea non è in ritardo rispetto alla posizione della Catalogna. No, si era già cautelata. Esatto, modo, è il famoso allargamento interno, hanno già trovato la formula per dire che se la Catalogna va avanti a un certo punto e dovesse votare, trovare la forma per arrivare a un voto che sia ufficiale, che sia valido, le istituzioni europee non possono stare là a guardare, devono prendere una scelta e quindi hanno già trovato la formula, quella che non sarebbe un nuovo ingresso, per cui serve il consenso di tutti i 28 Stati, ma sarebbe un allargamento interno, e per cui se allargamento interno valgono anche altre maggioranze. Voglio dire, è una questione politica, anche questo dimostra che è una questione politica. Deve essere vissuta come una questione di democrazia, è un atto politico l'indipendenza. Se fosse un atto di forza, diventerebbe un problema di ordine pubblico, noi non abbiamo nulla a che fare, non ne vogliamo sapere, noi vogliamo tranquillizzare, abbiamo tranquillizzato sempre e lo ripetiamo.
Questa è la qualità del progetto, la forza del progetto, di viverlo come atto istituzionale e democratico, non con la scorciatoia delle forzature, delle pressioni. Esatto. Questo è fondamentale. E la diversità, proprio perché magari quando si parla i messaggi vengono recepiti a volte non sempre in modo corretto rispetto a quello che si parla. Si è fatto un parallelismo col referendum greco, Sì? è diverso perché lì si parla Certo. di un'uscita dal sistema. Certo. Voi invece propugnavate e cercherete di propugnare non un'uscita dal sistema Europa, assolutamente, né dall'euro, Assolutamente. mi pare. Assolutamente. Ma restare nell'euro, restare nell'Europa in modo diverso, quindi questa è una diversità radicale, perché per concludere il discorso di prima, l'uscita comunque da un'Europa e da un euro può avere ripercussioni economiche per la Grecia devastanti, Certo, oltre, certo. oltre al default tecnico, no? Fa bene a richiamare questo passaggio, che noi lo diciamo spesso e abbiamo avuto anche modo di confrontarci con esperti di fama e di rilevanza internazionale. L'interesse del Veneto non è di uscire dall'euro, anzi è una realtà che già rispetto a tutti i parametri di Maastricht, tutti. Quindi perché uscire dall'euro? Noi saremmo virtuosi e competitivi con qualsiasi realtà statuale o regionale dell'Europa. Tenga presente che domenica il Corriere ha riportato un articolo interessantissimo della Oxford School e della KPMG, che è un'organizzazione che studia la capacità reattiva degli stati in tutto il mondo rispetto alla necessità di cambiamento che si pone per queste situazioni. Bene, i migliori, l'Italia è all'ultimo posto tra gli stati più ricchi al mondo, all'ultimo posto, considerando non gli stati più ricchi ma tutti, su 137 monitorati è al 66esimo posto dopo il Kenya. Nota curiosa, questa è Oxford School, ripeto, e KPMG. Nota curiosa, infine, è venuto fuori che gli stati più in grado, più capaci, più avvezzi, più disponibili, più pronti al cambiamento e quindi a affrontare soluzioni positive per i loro cittadini sono quelli intorno ai 10 milioni di abitanti e meno di 10 milioni di abitanti. Paesi nordici, ma poi viene individuato Singapore, la Svizzera, Hong Kong. Lei pensi che noi richiamiamo spesso il professor Pascal Salin, che è un economista, che dice sempre il Veneto, se diventa indipendente e ne ha tutti i presupposti, si collocherebbe immediatamente vicino a questi 5 realtà mondiali e nel giro di pochi anni sarebbe al primo posto. Questa è la realtà, anche gli studi di economisti seri, questo citavo l'Oxford School, che è un riportato dal Corriere domenica, interessantissimo. La grande dimensione diventa il pachiderma Europa, pachiderma poi burocratico, certo, con una scarsa diplomazia, che è nato per via diplomatica, però non la esercita bene, basta vedere in tema di politica estera che non esiste, non rappresenta al meglio le nostre aspettative di cambiamento. Probabilmente il Veneto, inserito in Europa, ma anche libero al tempo stesso, potrebbe essere, questo è il punto. Quindi, dicevamo all'inizio, bisogna privilegiare quella che i costituenti europei avevano previsto, quindi l'Europa dei popoli, non l'Europa degli stati, non l'Europa della burocrazia e della diplomazia, l'Europa della democrazia. La Grecia sta facendo una cosa che io condivido pienamente, comunque scelga, ha scelto democraticamente e quindi è responsabile del proprio futuro e anche della dignità che oggi è toccata ai propri cittadini. Guai se si cercasse di fermare quel percorso democratico, come guai se si cercasse, lo si è cercato di fermare, percorso democratico di cambiamento che vuole il Veneto per via democratica, ripeto, istituzionale. Benissimo, grazie Avvocato Morosini, grazie a lei. Veneta, grazie di essere stato qui con noi. Poi vedremo che tipo di percorso sceglierete, certo, naturalmente cercheremo di spiegarlo come sempre, lei riesce a fare nel modo più semplice possibile e chiaro ai nostri telespettatori. Voi comunque siete con voi @triveneta.tv, potete come sempre scriverci. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo oggi martedì alle 21 per l'approfondimento di prima serata.